questi giorni sono riuniti a Padova anche i massimi esperti internazionali sul campo della salute delle nostre orecchie. È in corso in questi giorni a Padova il 56esimo congresso internazionale sulle patologie dell'orecchio, un appuntamento che ha richiamato nella città del Santo i migliori ricercatori mondiali con l'obiettivo di favorire un libero interscambio dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito della biologia dell'orecchio interno, facendo al tempo stesso il punto sulle ricerche sui meccanismi delle malattie per il trasferimento dalla ricerca di base alle applicazioni cliniche. Le patologie che colpiscono l'orecchio sono quelle dell'infanzia, l'otite, i traumi, il trauma acustico, il trauma da rumore e poi soprattutto l'invecchiamento. E nell'invecchiamento noi abbiamo tutta una serie di problematiche che sono legate alle nostre difficoltà, soprattutto all'ascolto nell'ambiente rumoroso. Degno di rilevanza quanto finora emerso circa la terapia genetica per alcune forme di sordità. Un collega ha presentato la possibilità in una patologia molto specifica, in questo caso era la sindrome di Usher, come l'inserimento a livello della finestra rotonda, che è una delle due finestre in cui l'orecchio interno si affaccia nell'orecchio medio, di farmaci, e ci sono stati dei risultati definitivi di miglioramento dell'udito. Quindi questa terapia, che fino a poco tempo fa sembrava un'illusione, potrebbe nel giro di, credo, realmente pochi anni diventare una terapia molto più diffusa anche per altri tipi di farmaci.